Siamo in diretta.com per moltiplicare i presenti, per farsi ascoltare ovunque. Servizio di diretta streaming e podcasting di vivaradio.it, a cura della testata giornalistica euroregionenews.eu. Signor Presidente della Corte Costituzionale, signor Presidente della Giunta e signor Presidente del Consiglio regionale, autorità, signore e signori, all'inizio di questo intervento consentitemi di ricordare i 49 consiglieri regionali della prima legislatura che ci hanno lasciato. Ricordare i 13 ancora in vita, che sono Bacicchi, Bianchini, Bosari, Cocianni, Cuffaro, De Biasio, Giacometti, Ginaldi, Iarc, Masutto, Scherk, Tripani e Varisco. Con loro abbiamo vissuto 50 anni di grande impegno delle nostre istituzioni, in primis della Regione, una Regione che fin dalla sua Costituzione, peraltro lungamente attesa a causa delle note vicende storiche, è diventato il punto di riferimento vero per le politiche a favore della comunità del Friuli Venezia Giulia. Bisognava uscire all'epoca dalle consolidate condizioni di sottosviluppo in cui versavano i nostri territori. Sotto ogni aspetto essi erano in una situazione di marginalità. Fu un compito di grande responsabilità e difficoltà, ma è proprio grazie alle politiche realizzate, cui si sono aggiunti l'impegno delle organizzazioni sociali e della popolazione, nonché l'apporto non secondario delle rimesse dei tanti emigranti di questa terra, che si è potuto giorno dopo giorno realizzare il riscatto dalla arretratezza e dalla miseria. Tali politiche messe in atto in tutti i campi sono stati possibili soprattutto in virtù delle specialità di questa regione. Pur essendo la meno speciale tra le amministrazioni ad autonomia differenziata, il Friuli Venezia Giulia comunque ha potuto e saputo stimolare l'autogoverno attraverso il quale interpretare in modo profondo le esigenze, per così dire, locali. Una specialità la nostra che ha radici profonde, per ricordare solo alcune: la presenza e la pacifica convivenza di ben 3 minoranze riconosciute dal legislatore nazionale, minoranze che attendono di essere pienamente valorizzate nella loro essenzialità, con una adeguata produzione legislativa anche regionale. L'essere stati fino a poco tempo fa a ridosso di un confine non qualsiasi, ma assai delicato, un confine che segnava, con le conseguenze che bene immaginiamo, la divisione tra 2 grandi blocchi internazionali, protagonisti di grande tensione, la cosiddetta guerra fredda. In un mutato quadro internazionale, la Regione può oggi sviluppare, proprio attraverso la specialità, una politica di cooperazione in campi diversi con realtà istituzionali contermini, nell'interesse oltre che propri dell'Italia e dell'Europa. Aver duramente sopportato con territori e popolazioni 2 tremendi conflitti mondiali per i quali abbiamo pagato un tributo altissimo in termini di uomini e di territorio, al punto che riteniamo che lo Stato non abbia esaurito nei nostri confronti il dovere della solidarietà attraverso la specialità. L'aver vissuto anche in conseguenza di quei conflitti in condizioni di autentico sottosviluppo, una fase di profonda emarginazione che l'autonomia ha aiutato a superare.
Guardando a questo mezzo secolo trascorso, possiamo ben dire che l'autonomia speciale ha dato a questo territorio risultati di assoluto rilievo sul piano della crescita complessiva, sia pure su quello dell'autogoverno. Non dimentichiamo che in questi anni, accanto a problemi che potremmo definire ordinari, ma che in realtà di ordinario, vista la portata, non avevano nulla, si sono dovuti affrontare eventi del tutto straordinari, come Osimo, che con il definitivo assetto dei confini italo-jugoslavi, e il terremoto del Friuli, passaggio epocale in cui, su delega dello Stato e con poteri eccezionali, abbiamo dimostrato capacità straordinarie, mettendo in pratica una ricostruzione da tutti riconosciuta, non solo in Italia ma nel mondo, come esemplare per modalità, tempi e risultati. Grazie anche al buon nome che si sono fatti i friulani e i triestini nel mondo, la solidarietà verso il Friuli terremotato è stata generosa, encomiabile e perfino commovente. I friulani e i giuliani sparsi nel mondo sono stati i nostri preziosi ambasciatori. Guardando avanti, abbiamo la presunzione di ritenere che grazie al nostro, seppur modesto, livello di specialità, il Friuli Venezia Giulia, per come ha utilizzato i fondi europei e le prerogative dell'autonomia, può continuare ad essere un esempio positivo per tutto il Paese. Come abbiamo messo a disposizione della comunità nazionale la nostra esperienza di ricostruzione, così potremo fare anche per quanto attiene l'utilizzo dell'autonomia regionale. Il nostro pensiero va alla realtà del Paese, specie in un momento in cui si parla di riforme istituzionali. Auspichiamo che tali riforme non intacchino le sfere delle autonomie locali, soprattutto regionali, che andrebbero rafforzate. Noi pensiamo che siamo utili all'Italia anche per come essa è composta. Forme di neocentralismo non sono utili. Al contrario, in un quadro ovviamente unitario e in un contesto ben definito, riteniamo utile valorizzare la più vasta possibile dell'autonomia e quindi dell'autogoverno e quindi dell'esercizio diretto della responsabilità. È chiaro che guardiamo anche all'Europa. È interesse del resto anche della comunità europea che la nostra regione sviluppi rapporti costruttivi con le realtà territoriali vicini. Il lavoro da fare non manca e il Friuli Venezia Giulia potrebbe svolgere la sua parte assumendo un ruolo cooperativo anche a livello comunitario. Noi crediamo in un'Europa auspicabilmente vicina ai popoli e alle loro necessità, con un'impostazione meno burocratica. Pensiamo che l'articolazione istituzionale di fondo per il domani debba basarsi dunque su un'Europa così indirizzata, su uno Stato, l'Italia, impegnata nella valorizzazione delle autonomie, su una regione a sua volta non accentratrice, ma capace di promuovere e valorizzare tutte le autonomie locali in modo da cogliere e stimolare tutte le potenzialità dei nostri territori, finalizzandole all'interesse comune. Per concludere, permettetemi di ringraziare il Presidente dell'Associazione Arduini dei Consiglieri per avermi dato l'onore di parlare a nome dell'Associazione stessa. Auguro alla Regione di essere il simbolo di onestà, probità, di impegno per il bene comune. Grazie. Siamo in diretta.com per moltiplicare i presenti, per farsi ascoltare ovunque. Servizio di diretta streaming e podcasting di vivaradio.it, a cura della testata giornalistica euroregionenews.eu.